sito con gli avvertimenti di legge, che si fa riferimento ovviamente agli elementi di prova e ai delitti contestati nell'atto interrogatorio. È già scritto. Sì, tutto. Va bene. Dai. Allora, già generalizzato, no? Sì. Inizia la registrazione, sono le ore 14:45, presente il difensore, questo abbiamo già verbalizzato tutto, benissimo. Lei come sempre ha la facoltà di non rispondere se vuole alle nostre domande. Intende rispondere? Sì. Senta, signor Romano, dobbiamo riparlare un po' di quei fatti, anche perché, come abbiamo appena comunicato anche al suo difensore, all'interno della sua auto è stata trovata una traccia che, oltre a essere del sangue della signora Cherubini, anche quella del signor Frigerio. Quindi la sua posizione si è aggravata ulteriormente. Quindi i primi esami del DNA, oltre ad avere dato positività per la signora Cherubini, l'hanno dato anche per la signora Frigerio, l'hanno dato anche per il signor Frigerio. Quindi, allora, siccome lei sarà poi sentito dal GIP, noi siamo venuti a chiederle e a dirle se non è il caso che ragionevolmente lei non ci dica cosa è successo quella sera. Perché lei non è un bambino, noi non siamo bambini, non stiamo scherzando. Lei l'unica cosa che può fare per se stesso e per sua moglie è di dirci cosa è successo quella sera, senza prenderci in giro. Io adesso tutto non me lo ricordo proprio tutto. Quello che si ricorda. Quello che si ricorda. Guardi, noi stiamo zitti e l'ascoltiamo. Veda lei cosa dirci. Io Vuole fumarsi una sigaretta? no, non gioco mai le carte. Il chip quando è che arriva? La può sentire nelle prossime 48 ore. Cioè, deve decidere quando fissare l'interrogatorio. E se mi sente il chip cosa succede? No, lo stesso. Il GIP è quello che decide sulla... Il GIP deciderà se lei e sua moglie restate in carcere o no. Ma noi, siccome abbiamo, vi ripeto, ragionevolmente pensato che lei non è un bambino, non mi sembra uno stupido, gli elementi sono chiari, qui non ci sono atti nascosti, ci sono elementi a suo carico, senta che sono dei macigni, noi la invitiamo nell'interesse suo e di sua moglie, prima che il GIP decida su chi sta in carcere e chi non sta in carcere, di ragionevolmente dirci la sua verità. Noi non le facciamo neanche una domanda. Anche perché, guardi, con le carte messe così il GIP non decide diversamente da noi. Quindi è facile che resto dentro non solo io ma anche mia moglie. No, non è facile, sì, è praticamente certo. certo. Guardi, comunque adesso noi ci fermiamo, se lo faccia spiegare al suo avvocato in udienza di convalida con questi elementi che cosa succede nel 100% dei casi. Ci sono, come già le spiegavo l'altra volta, degli indizi gravi a suo carico. Anche se io non ho potuto vederli direttamente, però da quanto leggo nelle poche carte che io ho a mia disposizione ci sono indizi a suo carico e anche a carico di sua moglie, indirettamente a carico di sua moglie, e quindi lei deve pensarci bene. Non indirettamente, avvocato, non indirettamente. In macchina Ci sono ferite con mano sinistra, di mano mancina, la macchina è comune, non è vero che indirettamente. Ci sono elementi diretti. Frigerio riconosce solo lui, mettiamola così. Sì, no, io ecco. No, comunque adesso, a parte poi questo, queste sono valutazioni. Quando poi colloquierete, vedete, quello che avevo stimolato il suo intervento per far capire al signor Olindo che il GIP in questo momento riteniamo, direi unanimemente, che non possa decidere diversamente che mantenere la misura per entrambi. Quindi se questo sopra, dopodiché passa tanto tempo. Quindi adesso sta a lei, se vuole, dirci cosa si ricorda di quella sera. Le ripeto, per lei e per sua moglie. Non deve ne dire facciamo una domanda. cioè deve essere però convinto di quello che dice. Ascolti, poi una considerazione, poi decide lei e non parliamo più. Lei, cioè voglio dire, come poi le spiegherà il suo difensore quando potrete parlare con calma, ma così ragionando, uno, se ha una via di uscita la imbocca e scappa, no? Quando la via di uscita non c'è perché la situazione si fa seria e
quando lei si troverà un domani in una corte d'assise Frigerio Mario che le dirà io ti ho visto quella sera, e lei non saprà cosa dire, perché cosa gli dice a uno che dice io ti ho visto? E non eri uno che ho visto una volta sola, eri il mio vicino di casa. Oh, allora, se una via d'uscita non c'è, alla fine forse la cosa migliore è contenere il danno, no? Cioè, dire, ok, ho avuto, come dicevamo anche l'altro giorno, quei 20 minuti che si è spenta la luce, no? Però la butto fuori e la cosa in qualche maniera prende anche un altro significato per lei, anche per i giudici che la giudicheranno. Cioè, se lei a un certo punto, lei per primo spiega come sono andate le cose, è anche un modo per consentire a chi la giudicherà di valutare che persona è lei, di valutare quali, non dico giustificazioni, perché queste cose lei capirà che giustificazioni ne hanno poche, però quali sentimenti lei ha provato, no? Allora, senta, se non ci vuole dire i particolari nelle grandi linee, quello che si ricorda, quello che si sente. E adesso come adesso. da dove vuole iniziare lei? Lei da dove vuole iniziare? Io stavo pensando a un'altra cosa adesso come adesso. Questo può essere il minore dei mali, giusto? Sia per me che per mia moglie. Quello che dovrei fare adesso, non lo posso fare dopo aver sentito i chip. Senta, Ma cosa cambia? noi non torniamo più. Per noi oggi è chiuso il processo, con quello che abbiamo. Lei può dire quello che vuoi, per noi non vale più. Hai capito? Sì, ma poi Facciamo voglio oggi dire, perché farlo abbiamo domani 29. piuttosto che oggi, che vantaggio le dà? E non lo so. Lei vuole parlare con un giudice? È Vuole parlare con un possibile. giudice? Lei verrà interrogato. Lei verrà interrogato dal Dopo giudice, domani gli verrà rispiegherà le sue cose al giudice in tutta libertà. Io gliel'ho già spiegata l'altra volta. Lei ci deve pensare Avvocato. bene, ma Scusi, abbia pazienza. dai. Allora facciamo così, dopo domani vengo interrogato già da un giudice. Posso parlare con lui? Ma certo, ma nessuno dice che Lei non, non è che non lei può parlerà sicuramente. Lei parlerà sicuramente col giudice, a E- meno che non decida di non rispondere al giudice. E questo io non lo sapevo, se no non vi avrei disturbato. E il giudice mi chiederà quello che mi avete chiesto voi, giusto? Sì, Ci mette 5 minuti il giudice, il romano. Sì. Le dice quello che lei ha detto a noi, lei confermerà quello, firma e va. Mette la misura cautelare, cioè vuol dire che sta in carcere. Siamo noi che abbiamo il Signor Romano, realisticamente in questa situazione non è che se lei non parla sta in carcere e se parla esce dal carcere. No, questo Perché- sempre quindi, però può servire per lei, oltre che per noi, perché non stiamo giocando naturalmente, ma serve anche per lei. La vede in una maniera diversa. Le dico questo, se lei ha argomenti per dirci, guardate che non sono stato io e ve lo dimostro, perché c'è questa cosa schiacciante che vi dimostra che io non c'entro. E anche quello stavo pensando. E allora li tiri fuori. È che adesso non mi viene in mente altri particolari. Ma se invece questi argomenti non ce li ha, ma non fa prima dire le cose come stanno. Io non so cosa pensare, non so cosa dire. Non lo so. Ascolti, poco fa ha detto non mi ricordo tutto. No, stavamo parlando del chiudere. No, adesso a noi. Non adesso, gli ha detto Non ricordo tutto. non ricordo tutto. Solo E dica cosa si ricorda. No, lasciamo stare, parlo col giudice. Ma cosa cambia parlare con il giudice? Me lo spieghi? Non lo so, forse ho un attimino più di tempo per pensarci. Senta, lei però ha chiesto di poter parlare con sua moglie, Sì, di poi aver parlato sì, con sì. noi. Abbia pazienza. Lei sa benissimo perché l'ho fatto. Ho capito, Non io cambia l'ho nulla. fatto per vedere mia moglie, l'ho fatto, dico la verità. Ho capito. Ho capito, signor. L'ho fatto per quello, perché è un po' che qualche giorno che non la vedevo.
Però io sinceramente non è che avevo argomenti da dire, l'ho fatto per quello, per vedere mia moglie. È l'unico modo che avevo per vederla. Dai, signor Romano, stavamo facendo, come le diceva prima il mio collega, dei Posso discorsi da dare persone ascolti, adulte. un attimo ancora da mia moglie e poi torno? Un secondo? Basta. No, possiamo fare un'altra cosa, che terminato questo interrogatorio, poi magari parla con sua moglie. Anche lì, se lei ha elementi per spiegarci una differenziazione di posizioni che in questo momento sono quasi identiche, perché è vero quello che diceva il difensore, Frigerio ha riconosciuto solo lei e non ha detto di aver riconosciuto sua moglie, però l'insieme degli elementi che abbiamo, come è scritto nel provvedimento, riguardano tutti e due. Allora, se lei ha invece qualche cosa che differenzia la posizione sua da quella di sua moglie, ci pensi, la tiri fuori. No. A noi quello che interessa, vorrei che le fosse chiara una cosa, abbiamo già cercato di spiegarla, ma a noi non ci interessa mica il fare del male a lei. Lo so. O a sua moglie. A noi interessa accertare come sono successe le cose. Lo so, però adesso come adesso, io oggi l'ho fatto, ho chiesto il casino qui per poter vedere mia moglie perché non la facevano vedere. Sinceramente l'ho fatto solo per quello. Dai, che lei lo sa che non è questo così. interrogatorio qua l'ha chiesto lui? In un certo qual senso. Sì, in un certo qual modo sì, perché volevo vedere mia moglie, Allora mi ha detto, se fai l'intero ti facciamo vedere tua moglie. No, non è stato esattamente no, così, signor Romano. Più o meno. Più o meno. In questo meno, più o meno. C'è qualche cosa di mezzo. Più o meno. No, io l'ho fatto per quello, però non... L'ha fatto per quello? Sì, per vedere mia moglie. No? Sì. Se non è sicuro di questo ci pensi, ma lo dica perché... Avvocato, parliamoci chiaro. Deve pensarci bene, non può convocare i magistrati. Sì, lo so, io l'ho fatto unicamente per vedere mia moglie. No? Signor Romano, lei ha detto delle cose, no? E sono le ragioni per le quali noi siamo stati contattati e ci siamo precipitati qua, il suo avvocato si è precipitato qua. Come le è stato ricordato, così come non lo è lei, nessuno di noi è un bambino, non stiamo giocando. Lo so. Ecco, allora, lei certe cose forse in quel momento sentiva il bisogno di dirle. Forse lo sente anche adesso il bisogno di dirle. Si vede, signor Romano. Dai, signor Romano. E dall'altra sera, quando ci siamo lasciati, io scherzando un po', alla fine del verbale, cosa le ho detto? Che stava per raccontarcela come erano le cose. E ce la racconti. Avrà tutto il tempo, il modo, poi, davanti al GIP, davanti a qualunque altro giudice interverrà in seguito, di chiarire, di precisare, di spiegare, di difendersi. Ma un conto è difendersi dicendo l'asino vola, e un conto è difendersi dicendo cose, capito? Che consentono alla gente di apprezzare la verità. Non so nemmeno io cosa fare. Non lo so. Perché ha convocato i magistrati e il difensore? Perché ha convocato il Li ho convocati prima di tutto perché sapevo che solo così riuscivano. Il secondo modo? Secondo modo perché volevo sapere a cosa vado incontro. A cosa va incontro se ci dice la verità. Ecco, sì. Ecco, lei se ci dice la verità, va incontro. Se questa verità riguarda ammissione di avere commesso delle cose, va incontro alla pena stabilita per quelle cose, nel determinare la quale pena chi la giudicherà terrà conto che lei ha avuto un lampo di umanità e ha risposto e ha dato la sua versione delle cose. È questo che le voglio dire. Il silenzio aiuta chi è totalmente innocente o chi ha la possibilità di dimostrare con altri elementi la sua innocenza. In una situazione come questa, lei che insomma i fatti li tocca con mano, li vede, li capisce, ha tutto l'interesse a raccontarla. Posso avere un colloquio brevissimo con lui? Vuole? Sì. Vuole? Non so, io ve lo chiedo.
Vorrei sapere Se come possibile. preferite voi. Se è possibile, perché io non so come comportarmi. Io non... Ci mette in ponte, avvocato. Vabbè, niente. No, Come- Se è possibile, io un colloquio con lui lo farei anche. Sì. Allora, noi sappiamo com'è andata, nei particolari, la vuoi capire o no? Lo so, mi concedo un colloquio. Sappiamo com'è andata nei Sì, ci fa particolari. il secondo scherzo della moglie. No, Eh. E fatemi un colloquio. Così vedo, mi schiarisco meglio l'idea. Me lo faccio avere. Allora, i magistrati le hanno detto quello che gli direi anch'io, cioè, ma lei deve dire quello che voleva dire a loro oggi. Deve essere la verità. Le posso fare una domanda? Scusi se mi scusi se la interrompo, sembra una domanda stupida, ma lei quello che voleva dire è la verità? Beh sì. Ok. Quindi lei voleva Allora dire dica la verità, cioè, dica quello che intendeva dire, se vuole confermare quello che ha detto l'altro giorno o vuole modificare le sue dichiarazioni che ha detto l'altro giorno. Questo il punto. Che io vi ho convocati qui per vedere mia moglie. Non è vero. Sì, per la motivazione è quella. Vabbè, ascolti, ci sarà anche questo, che lei sicuramente la voleva vedere sua moglie, ma chiunque al posto suo non l'avrebbe voluta vedere. Però a me è questo che mi preme, a tutti noi è questo che preme. Lei mi ha appena detto, vi ho convocati perché volevo dire la verità. Quindi se noi adesso ce ne usciamo da questa stanza con lei che sta zitto, significa che lei rinuncia a dirci la verità. No, io o rinuncio di verità o riconfermo quello che ho letto fino all'altro giorno. Ecco, Giusto? che però sono balle, Giusto. perché se l'altra è la verità, l'altra è la verità, Può essere anche questa la verità, quale? e quella di riconfermare tutto. Ma allora non è vero che ci ha chiamato per dirci Non la ci verità, prende in signor giro, Frigeri, il no? signor Romano, dai. Non La faccia verità così, è una. perché è un gioco che non le conviene, guarda, io dico molto chiaramente. La verità I miei è colleghi una. sono anche troppo buoni, guarda. Non gli conviene, direttamente. Non faccia questi giochetti perché non vanno bene. Forse questa, vi ho detto qui, vi ho detto là. Noi sappiamo com'è andata, per filo e per segno. E si vede benissimo che lei non regge più. Lei pensa a sua moglie, pensa alle sue preoccupazioni. Come fa a stare in questa condizione? Sì, io ho la mia Ma preoccupazione. come fa a stare in questa condizione, benedetto uomo? Ci pensi Non lo so. bene. Non può resistere a lungo così. Si tolga sto peso direttamente. Guardi che noi siamo abituati, noi ci occupiamo di queste cose. Qui dentro ci vediamo sempre, abbiamo di fronte tanta gente che commette le cose più terribili. Cominci a votare il sacco. Cominci a votare il sacco. Perché se non inizia a votare, dopo. Può anche non farlo votare. tutto in una volta, ci dica 2 o 3 cose oggi, poi torniamo se vuole, poi faccia Deve come cominciare crede. a votare il sacco, perché lei è pieno, non ne può più e deve votarsi. È lì che scoppia, non ne può più, deve votarsi, è come un sacco pieno. Però lei è una persona, deve anche lei votarsi di quello che ha fatto e adagio imposta la sua vita di bel nuovo. Adesso è pieno fino a qui, deve votarsi. Ed è la prima cosa importante che lei fa dopo che è stato arrestato. Ma è così, è vero, guardi che è Votarsi, così. cominciare a votarsi Siamo interrogatori. di tutto quello che ha fatto. È Dai, inutile che se la tiene lì. Iniziamo l'interrogatorio. dai, signor Romano, Si c'era di- vuoti fuori. È pieno. Senta, ascolti, facciamo così. Lei, diciamo che è messo molto male, no? Come le abbiamo ricordato varie volte. Tenga presente che in questo momento c'è gente che è messa molto peggio di lei, perché domani mattina non si sveglia. Ha capito? In che senso? Le persone che stavano in casa del Castello. Ah, mm? sì. È ancora peggio la Cherubini, che non c'entravano tutto, non si sveglia. Quindi lei consideri questo, che è già fortunato. Allora, se in questa cosa lei c'entra, trovi il modo di darsi una mano lei
Questa condizione, come lei ha detto prima, peggio di così non posso stare. Ha detto una verità. Lei può stare solo meglio di così, se lei è responsabile di questi fatti. Si aiuta solo buttandoli fuori. Succederà quello che succederà, non le daranno una medaglia, perché è evidente, perché è evidente, bravo. Però, intanto, la mazzata che le daranno probabilmente sarà meno pesante di come gliela darebbero se lei si mette sulla negativa totale. E un domani la vita è lunga, come le stava dicendo mia collega prima. Ho capito. Dai Romano, la butti fuori. Vuole scommettere che stasera lei si sente meno in ansia di come adesso? Sì. Non si faccia convincere da sua moglie, sua moglie non ha ben capito la verità. Lei invece l'ha capita. E le stiamo dicendo adesso che oggi abbiamo un'altra prova in più. Perché il sangue della Cherubini insieme al sangue di Frigeri, misti, sa cosa significa? Che quel sangue è finito sulla macchina di chi aveva messo il coltello prima su Frigerio e poi sulla Cherubini, o viceversa. Non lo so neanche. Io non sto pensando tanto per me, sto pensando più che altro per mia moglie. Ma se sua moglie non c'entra niente, ma lei non deve fare niente. Ascolti, se sua moglie non c'entra niente, Romano, Se la sta lo tirando nei dica. guai, è lei che se la sta tirando nei guai fino al collo, perché noi non abbiamo niente che ci possa far ritenere che sua moglie ha fatto qualcosa di diverso da lei. Se ha fatto qualcosa di diverso da lei, ce lo dica. Magari ha fatto di meno di lei, magari ha fatto di più di lei, decidete. Cioè, magari non ha fatto niente, però noi come lo sappiamo? Noi le cose che abbiamo ci dicono che siete sullo stesso piatto della bilancia, perché siete sempre assieme, Sì. perché l'avete detto voi, perché eravate sulla macchina insieme, perché là c'è uno che tiene la luce accesa e l'altro che fa le cose. No, quello no. Ce lo dica allora com'è. Quello no. E allora ce lo dica com'è. Dai. Mia moglie non c'entra niente. Ecco, ci dica in cosa c'entra lei e in cosa c'entra o non c'entra sua moglie. Guardi, se deve partire dal battesimo, parta dal battesimo. Non so neanche da dove partire. Eh. Nella mia posizione. La prima cosa che le viene in mente. No, Parta perché dalla sinceramente, cosa mi conviene fare? Dire la verità, dire quello che deve dire. Oggi sono stati convocati, dica quello che ritiene di dire. Io posso dire solo questo. Senta, le armi dove sono finite? Le armi dove sono finite? Dove lavora lei? Dove lavora lei? Non lo so nemmeno io cosa fare. Partiamo dalla fine. Siete andati a McDonald's, giusto? Ci abbiamo questo scontrino al McDonald's, quindi da McDonald's ci siete andati perché questo scontrino è in tasca vostra. Bene, torniamo indietro, anziché fare come ha fatto fino ad ora che arriviamo da McDonald's. Riavvolgiamo la cassetta, torniamo indietro da McDonald's. Siete in macchina? Torniamo indietro, ci muoviamo da Como, da Erba. Signor Romano, qual è? Vi dica bene, non lo sa. Perché non lo sa? Perché noi ormai l'abbiamo capito tutto. Qual è sta grande...
Signor Romano, le posso fare una considerazione? Scusi. Lei ha detto intendo rispondere ed è registrato che intende rispondere. Poi è registrato che lei ha detto vi ho chiamato perché vi volevo dire la verità. Sì. Allora questa registrazione domani ci dirà che le cose che ci ha detto la volta scorsa e che ha detto prima ai carabinieri sono tutte minchiate. Allora ci dica le cose che non sono minchiate. No, riconfermo tutto, aspetto il chip. Ma perché non vuota il sabato? Cosa se lo tiene dentro a fare? Non lo so. Perché? Non lo so, guardi. Ascolti, ci vuole pensare 5 minuti. No, Ci fuma una sigaretta. posso vedere mia moglie. Non si faccia convincere sua moglie, Romano, su... Anzi, convinca lei sua moglie a dire le cose come stanno. Posso parlarci? No, basta, sua moglie viene trasferita di carcere da un'altra parte e lei non lo vede più. Aspetti pure là, non si può parlare con loro, aspetti pure là che stampiamo il verbale e poi la chiamiamo.